Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. 2 poliziotti aggrediti a Palermo, il sindaco La Galla chiede rinforzi per la sicurezza. Svolta nell'omicidio dell'80enne trovato a Milazzo dentro 2 sacchi di plastica, fermato un vicino di casa. Dopo aver conquistato diverse bandiere blu, Messina lavora per rendere le sue spiagge più sicure e attrattive. Palermo attende il festino di Santa Rosalia, domani il lungo carro e fuochi d'artificio. Tema conduttore, la luce, porta di bellezza e di speranza. Ad Acireale la rassegna La sconfinata giovinezza di Pupi Avati. Il maestro del cinema italiano ha incontrato il pubblico nella Villa Belvedere. Calcio, inizia il ritiro del Palermo in Valle d'Aosta. Al momento l'unico volto nuovo è Tommaso Augello, ma in arrivo ci sono altri rinforzi. Catania, da domani il gruppo di Toscano al lavoro a Norcia per la preparazione precampionato. Ufficiale l'ingaggio di Casasola, in Umbria anche i neoacquisti Rolfin e Pieraccini. Dunque sarà convocato solo dopo il festino di Santa Rosalia. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha chiesto al prefetto, dal sindaco di Palermo, per affrontare l'escalation di violenza in città. Sentiamo Maglio Viola. Si terrà a metà della prossima settimana, dopo la fine delle celebrazioni per il 401esimo festino di Santa Rosalia che vive il clou fra lunedì e martedì. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha chiesto dal sindaco Roberto La Galla al prefetto di Palermo per affrontare il tema della sicurezza in città. La richiesta è nella parte finale di una lettera accorata del primo cittadino al rappresentante del governo, nella quale La Galla si rivolge proprio al governo nazionale per il tramite del prefetto Massimo Mariani. Il sindaco sollecita, per una volta in più, scrive testualmente nella sua missiva, l'interessamento del governo nazionale attraverso l'invio di maggiori forze appositamente destinate al controllo del territorio, tanto nel centro storico quanto nei quartieri più periferici. La Galla si arrende dunque alla constatazione che la situazione in città è fuori controllo e non c'è alternativa ad una fase maggiormente repressiva. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alle categorie produttive, dunque si terrà, ma soltanto dopo il 16 di luglio. Il prefetto Mariani pensa a una convocazione fra giovedì e venerdì della prossima settimana. Ma nel frattempo continua la violenza in città, oltre le aggressioni e le rapine ai turisti ormai all'ordine del giorno e la tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza svizzera che si è dovuta rifugiare in un chiosco. Ieri a finire in ospedale sono stati 2 poliziotti scontratisi in motocicletta con 2 ladri in fuga. Dopo aver fermato i 2, però, i poliziotti venivano accerchiati da decine di abitanti della zona della Vucceria. L'intervento massiccio delle forze dell'ordine serviva a riportare la calma e completare l'arresto. Andiamo adesso in provincia di Messina, dove c'è stata la svolta nell'omicidio dell'80enne trovato dentro 2 sacchi di plastica, fermato un vicino di casa. Indagini ad una svolta sulla morte di Salvatore Italiano, 84 anni, assassinato a colpi di pistola e trovato cadavere all'interno di 2 sacchi di plastica neri, non distante la spiaggia di Ponente a Milazzo. Un uomo vicino di casa della vittima è stato fermato dopo un lungo interrogatorio al commissariato di Pace del Mela. È fortemente sospettato di aver ucciso Italiano, con cui aveva litigato diverse volte. A fornire un contributo alle indagini sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere della zona, nella fattispecie un filmato estrapolato da una villetta di via Capuana. Dall'autopsia effettuata al Policlinico di Messina è emerso che Italiano è stato ucciso con 3 colpi di pistola, 2 lo hanno raggiunto alla testa ed 1 alla spalla. Probabilmente l'assassino lo ha prima colpito alle spalle per poi finirlo sparando 2 volte alla testa da distanza ravvicinata, e trova riscontro l'ipotesi investigativa secondo cui l'omicidio sarebbe legato a questioni personali. Italiano infatti era incensurato e non aveva mai avuto problemi con la giustizia. Ultimamente gestiva una cantina per la vendita del vino. Un ragazzo egiziano è stato accoltellato in spiaggia a Menfi, nell'Agrigentino, la notte scorsa. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. L'egiziano sarebbe stato aggredito sull'Arenile da un gruppo di coetanei. Un atto di violenza pare legato a motivi di gelosia. Un uomo alla guida di un SUV che sarebbe stato rubato ha forzato un posto di blocco dei carabinieri a Caltagirone, nel Catanese. Nell'inseguimento un militare avrebbe esploso dei colpi di pistola alle ruote del fuoristrada per fermarlo. Il SUV si è schiantato contro un muro e il conducente, che è stato identificato, è riuscito a fuggire a piedi. La procura di Caltagirone sta valutando se indagarlo per tentato omicidio.
La costa messinese vanta innumerevoli bandiere blu e le spiagge si attrezzano. Francesco Triolo. Ombrelloni, pattini e torrette in pieno stile Baywatch. Le spiagge blu di Messina si attrezzano con tutto il necessario per diventare un punto di riferimento per i bagnanti. 12 postazioni attive da una settimana con 48 bagnini selezionati ed assunti sino al 31 agosto dalla Messina Social City, che avranno il compito di vigilare su cosa accade dentro e fuori dal mare, da nord a sud da Torrefaro a Santa Margherita. Un progetto sul quale il comune lavora da tempo e che prosegue con l'obiettivo di ampliare i chilometri di bandiera blu nella prossima stagione estiva. Ogni torretta è dotato di tutto l'occorrente previsto, sono state installate anche le passerelle per garantire un accesso più agevole alla spiaggia, sono state inoltre installate 2 zone d'ombra a Capo Peloro e Santa Margherita, dotate di una serie di accessori come per esempio panchine inclusive o un fasciatoio, oltre a docce accessibili alle persone con disabilità. Si tratta di 2 zone realizzate in via sperimentale per rendere le spiagge maggiormente fruibili alla comunità. Messina Social City inoltre ha programmato 4 docce per disabili, 2 già installate a Capopelore e Santa Margherita, le altre sono previste nella spiaggia del Ringo e nella zona di Torrefaro, che vanno ad aggiungersi a quelle già posizionate da Amam nelle scorse settimane. Una nuova nave della Freedom Flottiglia con a bordo attivisti filo-palestinesi e aiuti umanitari ha lasciato Siracusa per Gaza poco più di un mese dopo l'intercettazione di una precedente imbarcazione partita da Catania. Gli attivisti, in quel caso tra cui Greta Thunberg, furono bloccati dall'esercito israeliano e rimpatriati. La spedizione, finanziata da campagne di donazioni, mira a portare solidarietà umana internazionale alla popolazione palestinese di Gaza. Torniamo a Palermo, dove c'è grande attesa per il festino di Santa Rosalia, il clou domani con la sfilata del carro e poi i consueti giochi d'artificio. Ci siamo, è ormai tutto pronto per il festino di Santa Rosalia, giunto alla sua 401esima edizione, o meglio 400+1, come è stato intitolato dall'amministrazione comunale. Il clou domani sera con la sfilata del carro lungo i 4 canti per poi arrivare al Foro Italico, dove, come di consueto, i giochi d'artifici scandiranno parte della festa. Lo spettacolo coinvolgerà attori di caratura internazionale insieme a talenti locali di grande valore. La luce sarà il filo conduttore che restituirà bellezza e speranza. Abbiamo come obiettivo quello di coniugare il messaggio forte, il messaggio sacro di Santa Rosalia con modalità di comunicazione e trasmissione di questo messaggio super moderni, quindi sarà la luce, saranno gli effetti speciali, sarà la passione degli attori che metteranno nella loro rappresentazione a rendere viva quella che è la storia di Rosalia, che affascina non soltanto i palermitani ma anche le migliaia di visitatori stranieri che affollano la nostra città. E saranno in tanti palermitani, turisti e visitatori che domani affolleranno le vie del centro per partecipare alla festa e ammirare da vicino il carro di Santa Rosalia. Domani sarà quindi una notte di fascino e innovazione in cui Palermo si ritroverà riunita sotto il segno della devozione e della cultura. E polemica sulla nuova rete ospedaliera in Sicilia. Tra le voci critiche c'è anche la CGIL. Tagli annunciati e polemiche fra chi perde e chi vede aumentare i posti letto negli ospedali siciliani. La nuova rete ospedaliera riaccende gli animi di sindaci e direttori sanitari che non ci stanno alla riduzione nelle nuove aziende sanitarie. 7.094 gli attuali posti letto, ma si passerebbe a 6.902 tra degenze ordinarie e dei hospital. Critico anche il sindacato, escluso dal confronto con l'assessorato regionale alla salute. Una rete ospedaliera che parla solo di posti letto e che è completamente avulsa dalla rete territoriale, dalla rete dell'urgenza emergenza, è una rete che non è una rete assistenziale come dovrebbe essere e che non ci permette di avere una valutazione reale e tranquilla dello stato di assistenza cui devono aspirare i cittadini siciliani. Nel frattempo si assegnano i nuovi posti letto. Paternò passa da 28 a 63 degenze, Caltanissetta con più 22 posti e Marsala con più 18. Ridotti invece a Gela 6 posti, Trapani meno 18 e Piazza Armerina meno 12. Un cambiamento che potrebbe pesare soprattutto per i pazienti. I posti letto in ospedale continueranno a essere insufficienti e soprattutto nella mancanza totale del territorio a cui le ASP non hanno saputo dare una risposta, gli ospedali saranno sempre più
affollati. Ed è corsa contro il tempo. I sindaci avranno appena 2 giorni per presentare le loro proposte in assessorato. La settimana successiva la Commissione Salute poi dovrà dare il via libera alla riforma. Sono stati 16 gli incendi scoppiati oggi in Sicilia, diversi in questa giornata i roghi divampati nel Trapanese, fiamme anche ad Alcamo, a Valderice, a Mazzara del Vallo, a Castellammare del Golfo. Le squadre antincendio con il supporto dei Canadair sono state impegnate anche nel Palermitano e nel Ragusano. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. A Caltanissette è nata l'Accademia delle Abilità, dalla ristorazione solidale all'agricoltura. I ragazzi con disabilità possono trovare il loro spazio nel mondo del lavoro. Orazio Longo. Favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità attraverso percorsi specialistici di formazione che consentano l'accesso a un'occupazione rispondente ai loro desideri. Inaugurata a Caltanissetta l'Accademia delle Abilità Skill Up, nata dalla collaborazione tra la cooperativa sociale Etnos e Saint-Gobain Italia, leader nella produzione di soluzioni per l'edilizia sostenibile. 2 realtà del profit e del no profit in una logica di sviluppo del territorio e di valorizzazione delle capacità delle persone con disabilità. Non soltanto analisi dei bisogni, ma valutazione dei desideri, affinché ciascuno possa autodeterminarsi per riuscire a fare ciò che sa fare o che desidera fare. L'inclusione anche attraverso lo svolgimento di attività agricole, zootecniche, artigianali e di ristorazione solidale. La mototerapia poi consentirà ai ragazzi di affrontare le loro paure e di acquisire maggiore sicurezza. L'edificio che costruiremo non sarà solamente confortevole, sicuro, alla portata di tutti, ma anche a disposizione di una comunità con un valore sociale molto alto. Ad Acireale la rassegna La sconfinata giovinezza di Pupi Avati. Il maestro del cinema italiano ha incontrato il pubblico nella Villa Belvedere. Giusy Lazzara. Un lungo abbraccio per la serata di cinema d'autore nella Villa Belvedere di Acireale, che ha accolto il maestro Pupi Avati. A lui dedicata l'intera rassegna La sconfinata giovinezza, voluta dal comune e dalla regione siciliana. Pupi Avati si è raccontato al pubblico partendo dall'esordio. Sicilia vanta il passato, un passato straordinario, strepitoso e anche un presente, quindi però il cinema si è occupato quasi sempre della parte negativa, sia di Napoli che di Palermo, della Sicilia, della mafia, di tutte queste bellurie. Per omaggiare Pupi Avati, ieri sera ad Acireale anche Katia Ricciarelli, protagonista del film La seconda notte di nozze, premiato con il Nastro d'Argento e il Globo d'Oro. È stata un'esperienza incredibile, bella. E mi ha fatto anche vincere un premio, sono molto contenta. Quindi lo adoro. Per me è un grande poeta della cinepresa. Amicizia, stima e affetto sono le parole che legano tutti i protagonisti delle 4 serate in omaggio e il segreto della magia di Pupi Avati è il valore dell'umanità. Grande successo per Alessandra Amoroso a Taormina con il suo Summer Tour 25. Sembra strano che ho bisogno di te e di questa maledetta felicità. In abito lungo pre-Maman, Alessandra Amoroso sbarca al Teatro Antico di Taormina con il suo Summer Tour 2025 e porta sul palco le grandi hit che hanno segnato la sua carriera assieme ai brani dell'ultimo disco dal titolo Io non sarei, con la direzione artistica di Zef, un progetto eterogeneo che passa dalla musica latina al pop e al soul. Bagno di folla, come si vede nelle immagini di Francesco Ceraldi, per lo spettacolo prodotto da Friends and Partners e organizzato da Punte a Capo. Tra le proposte della serata anche Fino a qui, la canzone con cui la Amoroso si è presentata per la prima volta a Sanremo.
L'ultimo singolo, Cose stupide, racconta la complessità di una relazione che oscilla tra desiderio e disillusione. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo anche noi dopo la pubblicità con la pagina sportiva per parlare di calciomercato, del ritiro del Palermo e di quello che sta per iniziare del Catania. E siamo alla pagina sportiva, inizia il ritiro del Palermo in Valle d'Aosta, al momento l'unico volto nuovo è Tommaso Augello, ma in arrivo ci sono altri rinforzi. Marco Gullà. Motori riaccesi, la stagione del Palermo prende il via oggi con il primo giorno di ritiro a Châtillon in Valle d'Aosta, tra campo e montagna. Il Palermo di Pippo Inzaghi dovrà fare il pieno di benzina in vista di una stagione in cui non ci sono più alibi. Rosanero che devono solo centrare la promozione in Serie A. Nella lista dei convocati non ci sono particolari sorprese, restano a casa 6 giocatori considerati ormai fuori dal progetto tecnico: Nicolao, Buttaro, Verre, Di Mariano, Insigne e Saric. A Châtillon dunque si allenerà un gruppo selezionato che attende l'arrivo di altri volti nuovi nei prossimi giorni. L'unico innesto già a disposizione di Inzaghi è Tommaso Augello, che ha firmato un contratto biennale dopo essersi svincolato dal Cagliari. Sono attesi nei prossimi giorni anche gli arrivi di Gyasi, Palumbo e altri rinforzi per completare una rosa che verrà plasmata sul sistema di gioco scelto dal nuovo tecnico, il 3-4-2-1. Un Palermo che riparte dai gol di Poyampalo e Brunori, ma che attende difensori di qualità. Il DS Osti pensa a Bani o Cistana. In ritiro il Palermo ci rimarrà fino a fine mese, giocando ben 5 amichevoli. Poi ad agosto la preparazione riprenderà a Torretta in attesa della grande amichevole di giorno 9 contro il Manchester City. E domani invece è il Catania che parte per il ritiro di Norcia, mentre la società sta stringendo per alcune operazioni. Sentiamo Francesco Triolo. Il Catania prova a stringere i tempi alla vigilia della partenza per il ritiro di Norcia. L'ufficialità di Tiago Casasola, biennale con opzione, dovrebbe solo anticipare altre operazioni che stanno per essere messe nero su bianco. Sono già arrivati a Catania Simone Pieraccini e l'attaccante Alex Rolfini, che si possono considerare 2 nuovi giocatori rossazzurri e domani partiranno col gruppo. Il direttore sportivo Pastore sta accelerando per chiudere anche l'arrivo di Capomaggio dal Cerignola e una buona pedina di scambio potrebbe essere D'Andrea, che proprio in Puglia aveva fatto benissimo. Pastore ha già l'ok di Capomaggio, quindi si tratta solo di formalizzare. Capomaggio era anche sul taccuino della Salernitana, a cui il Catania avrebbe soffiato un altro giocatore, l'attaccante Francesco Forte, 32 anni, nell'ultima stagione all'Ascoli, con cui ha un contratto ancora per un altro anno, ma ha già espresso la sua volontà di andare via. Poi si andrà a definire anche per Daniele Donnarumma del Cesena, con il quale c'è un accordo da tempo. Intanto la società sta programmando anche le amichevoli durante il ritiro di Norcia, prima uscita il 23 luglio contro una formazione dilettanti, quindi amichevoli possibili con Ascoli e San Benedettese. E la promozione in Serie B è l'obiettivo dichiarato del Trapani per la prossima stagione, lo ha confermato il tecnico Salvatore Aronica. Inizia anche per il Trapani la nuova stagione. Domani e dopodomani vecchi e nuovi Granata sosterranno visite mediche e test atletici in sede, per poi partire mercoledì per il ritiro di Troina, dove si fermeranno fino al 31 luglio. Si parte con l'intento di disputare un campionato d'avanguardia. La promozione in Serie B, l'obiettivo principale, così come confermato dall'allenatore Totò Aronica all'inizio di un incontro che ha avuto con la stampa. Il mio bilancio è estremamente positivo perché siamo forse l'unica squadra che in questa prima sessione di mercato ha totalizzato 13 nuovi acquisti e quindi non è male, ecco, volti nuovi, gente di categoria, gente che comunque abbiamo scelto dettagliatamente insieme al direttore e al presidente, e quindi sono estremamente soddisfatto di quello che è stato fatto sinora. Bisognerà sfoltire la rosa e bisognerà valutare quelle che le occasioni vengono presentate appunto dal mercato stesso.
Il tecnico Granata parte con una rosa già definita nelle sue componenti essenziali, con delle riconferme importanti e con 13 volti nuovi, in buona parte gente di grande personalità ed esperienza che dovrebbe garantire solidità alla squadra. Per completare la rosa mancano 3 elementi, uno per ruolo, che la società cercherà di ingaggiare al più presto. Donnarumma e Canotto, 2 dei nomi sul taccuino dei direttori sportivi Pavone e Mussi. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.